Eccoci qua amici telespettatori, non poteva mancare naturalmente la rubrica dei cuori solitari. Questa sera praticamente prendo due piccioni con una fava, nel senso che ho esattamente due cuori solitari. Vi presento il primo che si chiama Nino Tumbarello. Nino Tumbarello. Nino, quanti anni c'hai? 32 anni. 32 e sei esattamente di Qua, di Marsala, esatto. Marsala. Praticamente tu sei in cerca dell'anima gemella. Esatto. Mentre vi presento l'altro, tu sei? Io sono Marino Michelangelo. Michelangelo, quanti anni c'hai? 37. 37, di dove sei? Di Strasatte. Di Strasatti, Marsala. Marsala. E sei anche tu in cerca dell'anima gemella, giusto? Ragazzi, toglietemi una curiosità, Hai detto, guarda che ci vediamo a fare in casa. Certo. Ascoltate, levatemi una curiosità, ma come mai siete venuti qua a Stranamuro Siciliano? Tu? Prima perché sei simpatico. Grazie. Poi perché voi conoscete femmine. Esatto, ripeti l'ultima parola, non ho capito. Mi piacciono le femmine, donne. Esatto. Anzi, se c'è qualche Adamo che è disponibile a contattarmi, ti dico... Adamo, chiariamo subito Adamo chi dovrebbe essere. A me sono carina bene. Vabbè, facciamo finta di aver capito. Ripetiamo, Michelangelo, come mai ti sei presentato nella rubrica dei cuori solitari? Ma così, per caso, non c'è un perché. Cioè tu sei senza perché praticamente? Senza perché. Senza perché. Tu cerchi solo la ragazza praticamente? L'anima gemella. L'anima gemella. Sì. Perfetto. Quanti anni c'hai? 37. 37 anni. Come dovrebbe essere questo tipo di donna ideale per te? Ma deve essere alta 1,70 m, occhi azzurri oppure marroni. Oppure? Come? Oppure marrone. Oppure marrone. Poi? Poi deve essere affettuosa, carina, simpatica, attraente, insomma, deve avere essere delle qualità. Non so, tipo una top model praticamente. No, top model no. No, però un quasi. Un quasi. Un quasi. No, Mentre io sì, top model. tu la vuoi top model? Mi piace moltissimo. Top o solamente model top? Compatibile. Compatibile. Esatto, tipo un computer. Esatto, bravo. Esattamente. Voglio dedicare una poesia, voglio dire. Amici telespettatori, c'è naturalmente Michelangelo che vuole dedicare una poesia alle telespettatrici che saranno naturalmente interessate a loro. Questi bei ragazzi, uno di 32 che vedete qui al mio fianco, Nino Tumbarello, mentre l'altro di 37 è Michelangelo, che fra loro due praticamente Michelangelo si vuole esibire con una bella poesia dedicata naturalmente alle telespettatrici. Lo facciamo esibire. Che hai detto? No, lo facciamo esibire. Esattamente. Allora Michelangelo, puoi esibirti davanti alla telecamera di Stranamuro Siciliano, che ti stanno guardando, vai! Allora, la poesia si intitola Non ti ricordi. Non ti ricordi? Il mio amore mi diceva, non morrà perché è sincero, e io credevo fosse vero, quando al cuore mi stringevi, quelle semplici parole, quelle frasi appassionate, appartengono al passato e sono già dimenticate come nulla fosse stato. Non ti ricordi niente, oggi mi guardi e fai l'indifferente, eppure mi hai amato, eppure mi hai baciato fremente di passione, abbiamo sorriso insieme, abbiamo pianto insieme, non ti ricordi più, allora fingevi sapendo di mentire, mi illudi ancora per farmi più soffrire, sei senza cuore, non hai pietà da me, se tutto dato a te, perché non ti ricordi? L'altro giorno ti ho incontrata, passeggiavi per la via, freddamente mi hai guardato perché eri in dolce compagnia, ma il mio sguardo innamorato ti ha seguito lungamente, era all'angolo voltava e ti ho pensato amaramente. Bravissimo! Bravo! Davvero bravo Michelangelo! Grazie. Ma come hai fatto a ricordarti praticamente una canzone che si intitola Ti ricorderai o non ti ricorderai? Sì, me la ricordo. E come hai fatto a ricordartela? E così. Te la sei insegnata naturalmente, memoria. Me sono insegnato in memoria. Quanto tempo hai studiato? Ho studiato, ho fatto le scuole elementari, poi scuole medie e poi sono diplomato pure. Ah, un complimenti allora. Grazie. Ma comunque una bella poesia, hai fatto figura. Mentre tu Nino vuoi dire qualcosa per le telespettatrici? Io so praticamente che tu sei armato praticamente di libro. Fucile. Pistola. Allora, cosa vuoi dedicare alle telespettatrici che ti stanno guardando in questo momento, cosa vuoi dedicare? Ma io ho un amore profondo per le donne, mi piace moltissimo. Ma va. Mi piacciono quelle bionde, occhi azzurri, Vergine. Esatto, la cosa importante perché giustamente se non è vergine. È una vergine che va. Anche se non è vergine non ha importanza. Però la cerchi vergine. L'importante è che 1,70, 75, più corto di me, anche se con attacchi. Tu quanto sei alta, Nino? Comunque io d'altronde praticamente sono alto 1,84. D'altronde praticamente. D'altronde. Mentre tu quanto sei alto? Io sono alto 1,75 m. D'altronde o praticamente? No, praticamente. Praticamente. Va bene, allora Nino, dimmi praticamente e d'altronde la poesia
che vuoi dedicare alle telespettatrici? Immediatamente. Il valore di un sorriso. Sentito? Ti piace? Ti Bellissimo. piace? Se non Sì. ti piace lo dico. Molto più lentamente perché sennò non riescono con l'input. Donare un sorriso rende felice il cuore, perché chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il ricordo non si spegne. Nessuno è più così ricco di poterne farne a meno, addirittura. State attento, dicete bene. Ragazzi, state attenti. Né così povero da non poter donare. Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno del lavoro. Il sorriso praticamente è il sorriso che dona un sollievo a chi è stanco. Già basta che non sorride, già si è riposato. Il sorriso Anche è importante. Il sorriso lavoro, sono stanco. mi sembra giusto. Il sorriso che rido. logico. Sì. Il sorriso è importante. Il sorriso è importante. È giusto. È importante. Abbiamo finito, continua. Se vuoi c'è un domani. Come fare? Vai, continua, dai.